La pioggia non ferma il fronte degli incendi a Resia, la situazione è sotto controllo per gli spostamenti, però serve la scorta e a causa dell'isolamento i cittadini sono preoccupati perché iniziano a scarseggiare i viveri. Una violenta tromba d'aria nella notte si è abbattuta sul Friuli occidentale, case e fabbriche scoperchiate, danni per milioni di euro. 3 sindaci chiedono lo stato di calamità, l'azienda già devastata nel 2015, ci rialzeremo di nuovo. Pronto soccorso di Udine preso d'assalto negli ultimi giorni, ieri il picco con oltre 100 pazienti presi in carico. Il direttore generale dell'azienda sanitaria spiega peso nei contagi da Covid anche del personale alle ferie. Sfrattati senza tetto del porticato del Teatro Nuovo Giovanni da Udine saranno spostati nella vecchia sede della Protezione Civile. Il Comune ha avviato l'iter per chiuderlo temporaneamente con pareti in cartongesso. Va a posto un importante tassello per il mercato dell'Udinese, le battute finali, l'accordo con l'Atletico Madrid. Molina sarà ufficializzato in serata, Perez dovrebbe tornare domani in bianconero. Ben ritrovati al telegiornale di Telefriuli. Il maltempo che ha colpito la destra a Tagliamento sta impiegando una sessantina di vigili del fuoco. I pompieri stanno facendo fronte alle numerose richieste di intervento per alberi caduti, tetti scoperchiati e capannoni danneggiati. Sul fronte incendi resta sotto la lente di ingrandimento la situazione a Resia, il pericolo che si formino nuovi focolai nell'area boschiva e che dalla montagna possono cadere dei massi è costante. L'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione tra la tarda serata di ieri e la notte ha creato danni nel Pordenonese e poco giovamento nelle aree del territorio interessate dagli incendi. Decine le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco nel Pordenonese per alberi abbattuti, allagamenti, forte vento e temporali questa mattina su Trieste. Sul fronte degli incendi, intanto, continua ad essere attenzionata la situazione di Resia. Da 7 giorni i cittadini sono alle prese con una situazione che mai avrebbero potuto immaginare. Il bypass creato sul letto del torrente Resia continua ad essere percorribile soltanto se scortati dai volontari della protezione civile o dalla polizia locale. Il pericolo che si formino nuovi focolai nell'area boschiva e che dalla montagna possano cadere dei massi è costante. Il vero problema, come sottolineato dal sindaco Anna Micelli, è che non è dato sapere quando la situazione potrà tornare alla normalità. Io mi auguro che nei prossimi giorni, come c'è stato promesso, si realizzi questa pista alternativa. Bisognerà avere ancora pazienza perché comunque è una pista sul Resia, sul fiume, quindi non è che stiamo parlando di un'altra condizione di livello di sicurezza massimo, ma questo è, quindi una prospettiva e un modo di uscire da una situazione difficile ci deve essere per fare in modo che le persone, le famiglie tornino a un livello di normalità di vita più che accettabile. I volontari della protezione civile offrono un servizio incessante, così da rendere meno complicata una situazione che per molti cittadini è diventata ormai insostenibile. Noi facciamo del nostro meglio per sostenere il pane quotidiano del volontario. Il volontario crede in quello che fa, mette l'anima, lascia la famiglia a casa. Cerchiamo di essere attivi il più possibile. E continua a essere difficile la situazione per chi abita a Resia. Da una settimana, a causa dei roghi che stanno interessando la vallata, i cittadini vivono in una situazione di isolamento e i generi di prima necessità cominciano a scarseggiare. C'è chi porta ancora pazienza nella speranza che i tempi per un ritorno alla normalità siano brevi e chi invece non ne può più di vivere in uno stato di isolamento. I giorni passano e a Resia gli abitanti cominciano ad essere stufi e, come se non bastasse, i generi alimentari scarseggiano. Se spostarsi continua ad essere un impedimento non di poco conto, lo è anche riuscire a reperire alcuni generi di prima necessità. Di viveri non ce ne sono molti, e turisti pochi perché non riescono ad arrivare, quelli che arrivano sono a piedi. Anche recarsi al lavoro inizia ad essere un problema dal momento che il servizio scorta lungo il bypass non può essere sempre assicurato e c'è chi, pur di aggirare l'ostacolo, ogni giorno è disposto a percorrere a piedi o in bicicletta dai 5-7 km per scendere a valle. Se è vero che a tutto c'è un limite, per qualcuno la pazienza è terminata. Se devo andare giù a Resuta non posso andare perché o devo andare su in comune a fare un permesso speciale per andare giù, o se no non so come fare, devo andare giù a piedi. Mia moglie, no, fa 7 km alla mattina e 7 km alla sera. Allora mi dica lei che sistema è.
Un nuovo rogo è divampato in Friuli, questa volta sul Gran Monte, sopra l'abitato di Monte Aperta, piccola frazione del comune di Taipana. L'alta colonna di fumo si è alzata a circa 1300-1400 metri di altitudine ed è stata notata da residenti che hanno subito lanciato l'allarme al 912. Sul posto sono giunti immediatamente i volontari della Protezione Civile di Taipana, Nimis e Lusevera, supportati dagli uomini della Forestale di Attimis e Tarcento. In pochi minuti è iniziato a lanciare getti d'acqua un elicottero della Protezione Civile regionale, poco dopo supportato anche l'arrivo di 2 Canadair che, come per le fiamme presenti nella Resia, si sono riforniti sul lago di Cavazzo. L'incendio appare ora sotto controllo, ci ha riferito il sindaco di Taipana, Alan Cecutti, anche se le operazioni aeree sono state sospese verso le 18 per la poca visibilità e per l'arrivo della pioggia. Domani il primo cittadino eseguirà un sopralluogo per valutare la situazione, l'eventuale ripresa dei focolai. La speranza è che le precipitazioni aiutino l'estinzione definitiva del rogo. Arde meno il Monte Raut a Frisanco, nella notte la pioggia caduta è stata poca, ma le temperature scese e l'intensa attività degli elicotteri stanno tenendo sotto controllo l'incendio. Migliora la situazione sul Monte Raut, dove sono ancora all'opera gli elicotteri e i Canadair per cercare di domare l'incendio. Ieri è stata una giornata critica sul versante di Frisanco, con le fiamme che avevano preso via via sempre più vigore, minacciando di scavallare e scendere anche sull'altro versante. L'attività di spegnimento, che ha visto impegnati i vigili del fuoco del comando di Pordenone, la Protezione Civile e il Corpo Forestale regionale, ha fatto effetto. Rispetto alla serata di ieri, quando la colonna di fumo era ben visibile, la situazione è decisamente migliore. Nella notte sono caduti solo 2 mm di pioggia, ma le temperature sono scese parecchio e questo ha contribuito ad arrestare le fiamme, come spiega il sindaco di Frisanco, Sandro Rovedo, che sta monitorando costantemente l'evolversi del rogo. Nella giornata di oggi è stato ancora un susseguirsi dei viaggi dei mezzi aerei e la speranza è che le fiamme possano essere domate, anche se resta la preoccupazione legata al vento che potrebbe alimentare nuovamente le fiamme. La zona interessata è totalmente boschiva e non c'è alcun pericolo per la popolazione. E anche a Cloud procedono le operazioni di spegnimento in località Bosc de Valle e Tax de Georgi in Val Settimana, dove ardono alcuni focolai. Paura e danni ingentissimi nel Friuli occidentale per la tromba d'aria che la scorsa notte ha colpito duramente la zona tra Fontanafredda, San Quirino e Roveredo, con abitazioni e aziende scoperchiate. I 3 sindaci sono pronti a chiedere lo stato di calamità naturale. 10 minuti di terrore con raffiche di vento ben al di sopra dei 100 km all'ora. La tromba d'aria che attorno alle 2:40 della scorsa notte ha sferzato il Friuli occidentale ha lasciato dietro a sé danni e paura, in particolare a Fontanafredda, San Quirino e Roveredo, ma anche nella zona di Vivaro. Case scoperchiate, fabbriche, aziende agricole in ginocchio. Il telefono della sala operativa dei Vigili del Fuoco non ha smesso di suonare. Centinaia le chiamate per gli interventi dei pompieri di Pordenone, andati avanti per tutto il giorno con il supporto dei colleghi di Udine e del vicino Veneto. Milionari i danni a case, aziende e strade. Se fosse accaduto di giorno le conseguenze potrebbero essere state tragiche. Si registra comunque una persona ferita, una donna di Roveredo, colpita da alberi o detriti e finita in ospedale. I sindaci di San Quirino, Roveredo e Fontanafredda sono pronti a chiedere lo stato di calamità. La tromba d'aria è partita da San Quirino, Roveredo è arrivata a Fontanafredda. Qui abbiamo avuto i danni, fortunatamente siamo già attivati per ripristinare parte del tetto del palazzetto, stiamo facendo le stime proprio per metterci insieme agli altri 2 comuni e chiedere lo stato di calamità naturale. Le varie squadre della Protezione Civile con assessori e coordinatori hanno lavorato fin dalla notte. L'azienda MT ha subito un blackout ed è rimasta chiusa. Vista l'emergenza, GEA ha dato vita ad aperture straordinarie nei centri di raccolta per rifiuti a San Quirino e Roveredo. Paura e rabbia per chi è stato colpito in modo pesante, come in questa casa di Via Leopardi a Fontanafredda. Ci ha tolto via un piano del nostro garage. Fortuna tutti quanti in casa chiusi, non ha fatto nessun danno a persone. Paura? Sì, dal rumore in quel momento sì, tanta anche. Tra le tante realtà colpite dal maltempo, anche un'azienda agricola di Fontanafredda già devastata da un evento simile nel 2015. Si contano danni stimati in circa 200.000 euro. Si soffre perché qua ci sono 30 anni di lavori, di risparmi, di continui investimenti e 10 minuti di questo uragano sono stati sufficienti a spazzar via anni di lavoro. Il risveglio per molti è stato tragico, come nel caso dell'azienda agricola Burigotto di Fontanafredda, che ha visto letteralmente scoperchiati i tetti dei capannoni, spazzati a centinaia di metri dalla furia del vento, e non è la prima volta. Fortunatamente i macchinari sono salvi, grazie alle strutture anche in cemento.
Cosa vuole? Dopo quella del 15 un'altra botta anche più grossa. Qui sono centinaia di migliaia di euro di danni. Rabbia sì, rassegnazione no, una scrollata di spalle, una battuta e si riparte. Animali e persone salvi. Animali e persone salvi. Si ricomincerà da capo, come sempre fa questa gente, lavorando, investendo di tasca sua, sperando che in qualche modo la regione o lo Stato possano aiutare. E un po' alla volta si riparte avanti. La mancanza di pioggia preoccupa gli agricoltori per la siccità, ma ci sono anche casi di sprechi. A Feletto Umberto da 2 settimane una grossa perdita è stata segnalata dai residenti. L'acqua continua a uscire incessante. CAFC assicura: interverremo domani. In un momento in cui la mancanza di pioggia preoccupa gli agricoltori per la siccità e interi comuni sono alle prese con problemi legati alla carenza d'acqua, ci sono casi in cui il bene più prezioso viene sprecato. A Feletto Umberto alcuni residenti hanno segnalato una grossa perdita in via Buonarroti 33 da uno dei tubi che corrono nel sottosuolo. Da 2 settimane l'acqua continua a uscire incessante. Ci siamo accorti, io e la vicina di casa, che c'era una macchia sul muretto e ovviamente ci siamo accorti poi che c'era una perdita d'acqua. Allora abbiamo segnalato subito al numero verde e ci hanno detto che avrebbero provveduto quanto prima. Però a tutt'oggi sono passati 10 giorni oramai e l'acqua continua a defluire e non di poca entità, e poi potrebbe essere anche difficile per l'utenza che viene a mancare l'acqua direttamente da questa perdita. E quindi vedere sprecare l'acqua così, non si può né bagnare negli orti né niente, e poi con tutte quelle cose che stanno accadendo di fuochi e quindi di necessità di acqua. Domani verrà sistemato il guasto, fa sapere CAF, che oggi ha raggiunto Feletto Umberto per un sopralluogo e valutare l'entità del danno. Il GIP del Tribunale di Bologna ha firmato un decreto di archiviazione nei confronti del dirigente di polizia della questura di Udine che era stato accusato di aver concordato un incontro a Bologna con una ragazza pordenonese all'epoca minorenne a scopo sessuale in cambio di un pagamento in denaro. Il GIP ha accolto la relativa richiesta del PM Michele Martorelli, al quale dopo l'interrogatorio il 22 febbraio scorso il dirigente aveva dimostrato che si trattava di un clamoroso scambio di persona. Il 28 febbraio scorso infatti erano stati revocati gli arresti domiciliari. Il dirigente di polizia, allora capo della divisione di polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione della questura di Udine, era stato arrestato il 15 febbraio scorso accusato del reato di prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un giro di prostitute minorenni ai Parioli di Roma. Dapprima il Dipartimento della Pubblica Sicurezza l'aveva sospeso dal servizio, poi reintegrato e è stato aggregato alla questura di Treviso. Siamo soddisfatti, ma mi aspettavo tempi più rapidi dopo la revoca della misura cautelare, ha commentato il difensore, l'avvocato Stefano Comand. La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto 4 lavoratori in nero in 2 aziende di San Vito al Tagliamento e Sacile. 4 lavoratori in nero sono stati pizzicati dalla Guardia di Finanza di Pordenone. 2 di loro lavoravano in una pizzeria per asporto di San Vito al Tagliamento, altri 2 in un cantiere edile a Sacile. Nel primo caso le fiamme gialle della tenenza sanvitese, entrati nei locali dell'attività per un normale controllo, hanno riscontrato, oltre alla mancanza del registratore di cassa mai installato, l'impiego in nero di un pizzaiolo e di un addetto alle consegne. Analoga situazione hanno rilevato i finanzieri di Pordenone in un cantiere della città sul Livenza, dove assieme ai colleghi di Vittorio Veneto hanno trovato 2 operai sui 3 presenti privi di contratto e copertura assicurativa e previdenziale. Ai titolari delle 2 imprese è stata contestata la maxi sanzione con diffida, che in questo caso prevede multe da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, oltre alla proposta al competente ispettorato del lavoro della sospensione dell'attività per la presenza di personale irregolare in misura superiore al 10% dell'organico. Sfrattati gli abitatori del porticato del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che potranno essere ospitati nella vecchia sede della Protezione Civile. Il Comune di Udine ha avviato l'iter per chiuderlo temporaneamente. Il porticato del Teatro Nuovo Giovanni da Udine sarà temporaneamente chiuso per evitarne il continuo degrado a causa del suo utilizzo da parte di persone, sia di giorno che di notte, che lasciano sul posto effetti personali e rifiuti.
Il Comune di Udine ha deciso di intervenire rapidamente in vista del 25esimo di fondazione del teatro. Abbiamo fatto in modo di intervenire con 2 pareti in cartongesso di un materiale particolare che sia abbastanza resistente temporaneamente, poi sostituendolo questo con delle vetrate apposta. I lavori inizieranno a breve, avranno anche la particolarità di avere le 2 porte scorrevoli interne e soprattutto con questa scusa, diciamo, di intervenire anche mettiamo a posto la parte superiore che aveva un degrado importante. Le persone che hanno usufruito del porticato del teatro non saranno lasciate sulla strada, comunica Loris Michelini, ma potranno rivolgersi al centro di assistenza che sarà ospitato nella vecchia sede della Protezione Civile. Il vice sindaco ha anche annunciato il termine dei lavori della pista ciclabile in via Cividale. Dovremmo concludere verso la fine di agosto, prima quindicina di settembre completamente. Il Comune di Udine investirà 45.000 euro per l'installazione di impianti fotovoltaici su una superficie di 1.760 metri quadri nella zona di San Domenico, dove alcune realtà territoriali hanno costituito la prima comunità energetica rinnovabile e solidale. Nasce a Udine, nel quartiere San Domenico, la prima comunità energetica rinnovabile e solidale. Ne sono promotori la parrocchia di San Domenico, la comunità Pier Giorgio, la Fondazione Casa dell'Immacolata, il Circolo Laura Conti di Legambiente e il supermercato di Via Derna, che hanno calcolato la superficie disponibile, 1.760 metri quadri, per l'installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici di loro proprietà, assieme alla scuola primaria di San Domenico di proprietà del Comune. Questa iniziativa è importantissima in questo momento, anche perché il Comune si assume le spese, si accoglie. Quanto spenderà quindi il Comune? Allora, è un tema sociale. Per il progetto preliminare andranno circa 5.000 euro, poi per l'installazione andranno circa 40.000 euro. Quindi la pubblica amministrazione sarà gestore e aderente di questo progetto. Nulla vieta che ci possano aggregare anche altri, ci possono fare anche più CER, di modo che questa iniziativa sia valorizzata per essere sempre più autosufficienti dal punto di vista energetico. I consiglieri comunali del centro-sinistra hanno incontrato i cittadini di San Domenico a Udine, che entro l'anno saranno sfrattati dalle case ATER in cui vivono. Tra le 60 famiglie sotto sfratto, la maggior parte è composta da ultra settantenni. Chiedono chiarezza nei modi e nei tempi i cittadini udinesi del quartiere di San Domenico che entro l'anno dovranno traslocare, visti i lavori di riqualificazione a cui saranno sottoposte le loro case e l'intero quartiere. Una situazione resa complicata dall'età media delle persone, per lo più ultra settantenni, e delle mete dei traslochi sparse in tutta la città. Questo progetto purtroppo è nato senza la condivisione e senza la necessaria, chiarezza nei confronti proprio delle prospettive future da parte dell'amministrazione comunale. Quindi noi, tra le richieste che avanziamo, c'è quella per esempio di dedicare, che l'amministrazione preveda un fondo onnicomprensivo per tutte le spese, anche impreviste, a cui le famiglie si troveranno a far fronte per una situazione così delicata. Chiediamo inoltre che venga fatta chiarezza da parte del Comune su quali sono i tempi, le procedure e soprattutto l'aspettativa per San Domenico. Qua si tratta di, secondo progetto, verranno realizzati 40 alloggi più di dimensioni molto ridotte. Cosa ci si aspetta da San Domenico? Un quartiere, ghetto? Ecco, noi crediamo che invece San Domenico possa diventare un modello di inclusione sociale con alto livello di servizi e noi ci batteremo per questo. Siamo alla politica. Il 25 settembre si voterà per il rinnovo del Parlamento. In Regione si apre la discussione sulle possibili alleanze. Il Movimento 5 Stelle non chiude le porte, mentre nel centrodestra si pensa già al Premier. Il centrodestra cerca il grande capo, il centro e il centrosinistra cercano invece di parare il colpo. La caduta del governo Draghi apre la campagna elettorale che il 25 settembre porterà al voto gli italiani. Il partito più in salute, sondaggi alla mano, è quello di Fratelli d'Italia, all'interno del quale ci sono pochi dubbi su chi dovrebbe fare il Premier, ovvero Giorgia Meloni. Poi è vero, la dinamica elettorale deve tener conto non tanto e non solo dei sondaggi quanto dei risultati e di una coalizione che si dovrà presentare, a mio avviso, a mio modesto avviso, unitariamente
anche per riprendere un po' l'esperienza regionale del Friuli Venezia Giulia, dove stiamo governando bene. Forza Italia in questo momento rappresenta per il centrodestra, rappresenterà l'ago della bilancia, e quindi tutto quello che sta facendo Fratelli d'Italia, dove vuole imporre la scelta del candidato premier prima del risultato elettorale, penso che non vada nella direzione giusta. Il leader lo decideranno gli elettori, in base ai risultati verrà individuata poi la persona in grado di guidare al meglio il nuovo governo di centrodestra. Innanzitutto è fondamentale avere un accordo sui programmi, sull'azione. Nel mondo autonomista invece c'è molto fermento. Ma innanzitutto preoccupati, perché questa situazione a livello statale mette in difficoltà tutti, anche nella nostra prospettiva regionale. Noi aspetteremo di capire cosa faranno le forze presenti nel panorama italiano e anche le forze nostre sorelle come i movimenti autonomisti valdostani, sudtirolesi, trentini, in linea con quello che deciderà anche l'European Free Alliance a livello europeo. Infine, il Movimento 5 Stelle che non chiude porte a nessuno. Il Movimento 5 Stelle deve parlare con tutte le forze politiche che vogliono portare avanti queste priorità, e quindi come Movimento 5 Stelle continueremo con i nostri valori e con quelli che sono i temi dell'ambiente, della giustizia sociale, ma anche della sanità pubblica. È iniziata oggi la discussione in Consiglio regionale sulle variazioni di bilancio, una manovra da quasi 1 miliardo di euro. Per l'opposizione manca divisione, mentre per la maggioranza dà le risposte necessarie in questa fase storica. Un lungo silenzio per ricordare Elena Loduca, la volontaria della protezione civile morta mentre stava collaborando a spegnere le fiamme che nei giorni scorsi hanno devastato il Carso. Il Consiglio regionale, che giovedì, giorno dei funerali della donna, si fermerà al mattino in segno di rispetto, ha iniziato oggi la maratona per l'approvazione della legge finanziaria scritta dall'assessore Barbara Zilli. Per i relatori di maggioranza si tratta di risorse importanti che contribuiranno a portare fuori la regione dalla crisi con risposte concrete, secondo Mauro Bordin della Lega, che guarda al futuro per Alessandro Basso di Fratelli d'Italia e con risorse in grado di supportare il tessuto economico per Mauro Di Berti, progetto FVG, una visione che manca di strategia per Roberto Cosolini del Partito Democratico, con tante risorse ma senza una risoluzione dei problemi per Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle o con proposte deboli che non risolveranno il rischio di un autunno nero per Tiziano Centis dei cittadini. Massimo Morettuzzo di Patto per l'Autonomia parla di una grande occasione persa, visti gli oltre 900 milioni a disposizione, mentre Furio Onsel, Open FVG, parla addirittura di manovra tossica con una bolla di contributi. Domani sarà invece il giorno di ulteriori emendamenti di giunta e in particolare arriveranno i dettagli dei 30 milioni destinati agli enti locali. E i funerali della coordinatrice della protezione civile di Prepotto, Elena Loduca, si terranno giovedì alle 11 nel Duomo di Cividale. Quale segno di massimo rispetto e partecipazione al dolore dei familiari dell'intera comunità, il sindaco Maria Clara Forti ha proclamato il lutto cittadino. Il Santo Rosario sarà celebrato domani alle 19 nella chiesa di Prepotto. I sindaci di Rigolato e Trepoli Gosullo si sono incatenati all'esterno del Consiglio Comunale per protestare contro 2 provvedimenti dell'amministrazione. Si sono incatenati sotto il Consiglio regionale per chiedere l'approvazione della variante di Rigolato e poi, insieme al comune di Trepoli Gosullo, la riammissione tra i polimontani. Sì, noi stiamo aspettando assolutamente l'approvazione del progetto esecutivo della variante di Rigolato. Ed è notizia recente, freschissima, che la giunta regionale ha deciso di togliere quei fondi per fare interventi di manutenzione in altri territori della regione. Questo è scandaloso perché noi ci abbiamo messo l'anima per fare tutto quello che dovevamo fare. L'inadempienza è della regione di Friuli Venezia Giulia. Secca la replica dell'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti, l'unica senza colpa in questa complessa vicenda è la regione, anzi siamo riusciti anche a trovare una soluzione per non perdere i soldi ministeriali e mantenere la copertura della variante in oggetto. Siamo ancora in attesa della conformità urbanistica, spiega l'assessore, che dipende proprio dal comune e nel momento in cui l'opera sarà conforme la regione, come ha promesso, rispetterà gli impegni e coprirà per intero la spesa necessaria. Ci amareggia, conclude Pizzimenti, il comportamento del sindaco, che ha rifiutato delle convocazioni formali e ha preferito invece una via più plateale. Sul fronte invece dei polimontani, noi vogliamo, pretendiamo e chiediamo di essere reinseriti in questo, che è una cosa che ci spetta, che ci riede, e di conseguenza la novità sarà appunto quella di chiedere al Consiglio regionale la remissione nei nostri territori. Su questo tema invece l'assessore Sergio Emidio Bini, ma anche i consiglieri regionali hanno confermato l'impegno a risolvere la problematica.
E veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 2.529, sono stati rilevati da 11.842 tra tamponi molecolari e test antigenici. I ricoveri in terapia intensiva sono 5, mentre le persone ricoverate in altri reparti 321. Si registrano 8 decessi, 1 a Trieste, 4 a Udine, 2 a Pordenone e 1 a Gorizia. Pronto soccorso di Udine preso d'assalto dai cittadini. Ieri pomeriggio erano oltre 100 i pazienti presi in carico in contemporanea. Una sorta di tempesta perfetta, spiega il direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Aumentano i ricoveri per Covid e sul fronte del personale le assenze per ferie si sommano a quelle per contagio. Sono giorni di passione per il pronto soccorso dell'ospedale di Udine, preso d'assalto dai cittadini. Una situazione che si protrae ormai da sabato scorso e che ieri ha raggiunto il suo picco, con oltre 100 pazienti presi in carico in contemporanea, una quarantina dei quali in codice arancione, ovvero casi a rischio di compromissione delle funzioni vitali. Per questi l'attesa media era anche di un'ora, 4 ore invece per i pazienti non gravi, in codice verde. Una situazione monitorata attraverso il portale del servizio sanitario che questa mattina indicava 80 persone in carico al pronto soccorso. Il problema non riguarda solo Udine, ma tutti i pronto soccorso della regione, spiega Denis Caporale, direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. In questa occasione l'ondata pandemica è coincisa con il periodo delle ferie del personale e in assenza del lockdown. Questo significa, precisa Caporale, che si contano numerosi contagi non solo tra i cittadini che accedono ai pronto soccorso, ma anche tra medici e infermieri. Al personale in malattia si aggiunge quello in ferie. E alle persone che richiedono cure urgenti a causa del Covid si sommano quelle che arrivano al pronto soccorso per situazioni di emergenza legate a sinistri stradali, incidenti in montagna o durante l'attività sportiva. Insomma, una sorta di tempesta perfetta. Denis Caporale riferisce che in questo momento ci sono molti pazienti positivi nei reparti, non solo in quelli Covid, ma anche nelle bolle ricavate nelle altre aree mediche. Persone per le quali non si trovano posti letto in strutture secondarie, proprio perché positive, anche se asintomatiche o con pochi sintomi. Da sabato scorso, continua il direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, contiamo numeri importanti negli accessi al pronto soccorso. Tutti i reparti hanno fatto il possibile per fornire risposte adeguate. La situazione si complica il sabato e la domenica in assenza dei medici di base. Giovedì prossimo, conclude Caporale, apriremo 20 nuovi posti letto Covid a Palmanova. La stangata è arrivata direttamente dal garante della privacy. Il trattamento illecito di dati personali dei pazienti effettuato tramite il sistema informativo di archiviazione e refertazione delle prestazioni erogate dalle strutture è costato caro alle aziende sanitarie di Udine e Pordenone. La prima dovrà sborsare 60.000 euro, l'altra 50.000. È stato accertato come le violazioni siano state commesse con dolo, senza alcun impedimento da parte del sistema informatico. Un problema di sicurezza non tollerabile, in quanto, secondo il garante, le aziende sanitarie devono mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per evitare l'accesso ai dati dei pazienti da parte del personale medico e infermieristico non coinvolto nel processo di cura. L'autorità ha inoltre ordinato entro 60 giorni l'adozione di misure correttive alla società informatica Ensiel, che in Friuli Venezia Giulia gestisce l'applicazione per la consultazione dei referti online. Il garante si era attivato dopo numerose segnalazioni e reclami che lamentavano il trattamento illecito di dati personali. Dai controlli effettuati sono emerse diverse violazioni del regolamento europeo. L'accesso al dossier sanitario avveniva attraverso sistemi che, non essendo stati correttamente configurati, consentivano a tutti coloro che prestavano servizio nelle due aziende sanitarie di acquisire informazioni su qualsiasi paziente presente o non presente nelle due strutture sanitarie. L'alta moda torna a Udine grazie alla seconda edizione di Fashion Night, in programma venerdì 30 settembre. Abiti Pret-à-Porter, sposa e alta moda made in Udine saranno in passerella venerdì 30 settembre dalle 20:30 in Piazza Libertà, in occasione della seconda edizione di Fashion Night. Un evento organizzato da Barbara Beltrame, con la nota stilista, che presenterà le migliori collezioni sue di abiti da sposa, di alta moda e di Pret-à-Porter, coadiuvata da Anna Mareschi Danieli. Quest'anno questo evento si rafforza ulteriormente e si consolida e quindi siamo sicuri che raccoglierà grande interesse non solo per i tanti udinesi ma anche i turisti, e ci collocherà anche quella che è la moda artigianale, perché tutti gli abiti sono prodotti creati e confezionati nella città di Udine, anche a livello italiano ed internazionale.
Bene, subito dopo la pubblicità, appuntamento con il TG Sport e poi le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, arrivederci.